Di nuovo Cannella al servizio, va a flottare ancora su Gaggini, Spirito ancora va a cercare Shaposkov che si riscatta prontamente. Dice di battere a tutta forza, almeno questo secondo il linguaggio del corpo, che pensiamo di aver interpretato bene. Infatti ha battuto potentemente su Takashi, che poi prova ad attaccare dalla seconda linea, difende bene Mosic ma non contrattacca efficacemente Verona. Saita, palla in 6 e non riesce a passare, arriva Takashi, andiamo a rivedere in zona 1 per la ricezione. Asparov va a fare l'opposto, ecco la palla per lui, viene murato da Lorenzo Cortesia, sferta sia a Perugia che a Modena. Intanto Keita si lancia il pallone, batte forte su Zenger, si muove un po' la rete ma non vediamo la sua scelta, a cercare Keita e Spirito va a chiudere di secondo tocco, ottenendo così il punto numero questo set. Riesce anche a piazzarla con precisione, operazioni al ginocchio. Si sperava che il suo recupero si potesse completare in tempi più rapidi, ma tant'è. Arriva il muro di Luca Spirito ed ecco Marco Volpato. Posizione Bonisoli, attacca Jensen, viene murato. In questa stagione di un davvero proprio sgoccioli, scampoli di partita per lui. Ci riprova Jensen, ha bisogno ovviamente di trovare il ritmo partita che non potrà arrivare quest'anno. Mosic il muro, Luca Spirito, Desmet, Soppellari non passa, Crosato attacca Mosic e chiude così la seconda frazione e va a servire in vantaggio per 10-9. Battuta corta, Cortesia riceve in maniera disastrosa e attacca invece a tutto braccio, realizzato in due azioni diverse. Tornato in campo Davide Saita, eccolo qua, per Asparu che non chiude, Mosic, filorete, Spirito, pallonetto morbido questa volta di Asparu, di Shaposkov, Spirito, Keita! Takashi impegna severamente in ricezione Mosic, Shaposkov va a cercare l'angolo più lontano, Saita, Asparov, Gardini al posto di Takashi, serve Crosato, Bonisoli, Spirito, Shaposkov raccoglie tutte le forze, Shaposkov batte forte, riceve bene però Zenger, attenzione Soppellari, l'attacco, gran difesa di Mosic, Spirito, Keita la chiude, l'episodio che risolve la partita, la grande difesa di Keita di Mosic e l'attacco di Keita.